Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore, super ricettina estiva pronta in 10 minuti esatti ed è un antipasto che andremo ad utilizzare per le nostre grigliate ma anche per le giornate così, per quello che più preferite. Gli ingredienti che avremo bisogno sono 2 zucchine, oppure 3 oppure 4, quello che più preferite ragazzi, partite dalle basi, poi decide voi se ne volete fare di più o di meno. La cosa buona di questo antipasto è che lo possiamo andare a mettere in frigorifero e poi andare a consumare nei giorni seguenti quanto ci servirà. Poi avremo bisogno del formaggio feta o del formaggio della toma, quindi formaggio buono, ovviamente se la feta un pochino meglio ragazzi. Avremo bisogno dell'ottimo olio extravergine d'oliva, io utilizzo questo dell'Olearia Fratelli Ferlito, che è prodotto nella mia bella Sicilia, un olio buonissimo estratto a freddo ad una temperatura di 27 gradi e quindi rilascia tutti il sapore dell'oliva, è veramente fantastico. Se volete maggiore informazione andate giù nell'info box e troverete il link che vi rimanda al loro sito. Avremo bisogno di 2 spicchi d'aglio, un po' di timo, un po' di coriandolo, un po' di peperoncino, un pochino di sale, del cardamomo e poi ho del basilico, un po' di prezzemolo e dell'erba cipollina, ma ovviamente gli aromi sono a vostro piacere. Ci servirà una piccola mandorlina oppure tagliatelo con un coltello e cominciamo a preparare le nostre zucchine. Ovviamente non stavo registrando, ma vi volevo dire che andiamo a togliere il capo e il culetto dalla nostra zucchina e andiamo a tagliare le nostre zucchine dello spessore di 4 mm, così belle sottili ragazzi, ok. Io utilizzo la mia baby mandorlina, ma voi ovviamente potete utilizzare anche il coltello. L'importante è che sono sottili, state attenti a non tagliarvi ovviamente. L'importante, dicevo, che sono tagliate sottili, perché quello che dovremo andare a fare poi dovremo andarle ad arrotolare. Adesso potete decidere di mettere le vostre fette di zucchine al forno cospargendoli di olio oppure le andate a grigliare o in una padella. Io utilizzo in questo caso la mia piastra grill a contatto della Tefal, che è comodissima. Vado ad ungere un po' con olio, poco poco, in questo modo, ovviamente olio ferrito. Se volete maggiori informazioni anche su questo attrezzo meraviglioso che consiglio, perché specialmente per fare la fiorentina è perfetta, perché va a regolare se la cottura della carne, quindi media, rare oppure ben cotta. Quindi vado a spennellare di tanto in tanto dell'olio, la porto a temperatura e vado a grigliare tutte le mie fette di zucchine. E nel frattempo andiamo anche ad aromatizzare il nostro olio, quindi andiamo a mettere tutti gli aromi che vi ho detto prima, cardamomo, origano, quello che più preferite ragazzi, è veramente questa una cosa indicativa. Vado a tritare l'aglio molto finemente, privandolo della sua anima, così sarà più digeribile. Vi consiglio di farlo sempre questa operazione, altrimenti avrete l'aglio in bocca tutta la notte e tutto il giorno, specialmente se grigliate con gli amici, ve lo sconsiglio. E vado a tritare anche la mia erba cipollina, il prezzemolo e tutti gli aromi. Vado ad aggiungere anche il mio olio e aspetto che siano pronte grigliate tutte le mie zucchine. Cosa importante che vi volevo dire sull'olio ferlito è che, del quale trovate appunto il link giù nell'info box, è che se decidete di acquistarlo utilizzate il mio codice sconto La Cucina del Cuore 5. In questo modo otterrete uno sconto del 5%. Inoltre, se acquistate dall'Italia con un minimo di 10 litri o dall'estero in tutta Europa con un minimo di 20 litri di olio, la spedizione ve la regalano loro. Quindi ragazzi, andate a vedere e a controllare veramente, perché è un olio fantastico. Faccio prendere il formaggio feta e andiamo a tagliarlo così, ok. E vado a fare dei bastoncini spessi 1 centimetro.
e andiamo a tagliare dello spessore, della larghezza della nostra zucchina, quindi a metà in questo caso. Adesso non ci resta che andarci a munire di stuzzicadenti, mezzo limone che mi ero scordato ragazzi, ovviamente biologico siciliano grazie a fratelli Ferrito che me li hanno mandati, ragazzi che spettacolo. Quindi vado a mettere anche qui una spruzzatina di limone, o in alternativa potete mettere dell'aceto, quindi mescoliamo in questo modo ragazzi. Quindi non ci resta che andare a prendere le nostre zucchine, un minuto che le giro perché quelle più calde non le voglio maneggiare, così. Vado a prendere una mia zucchina, questo olio lo metto qua perché non serve più, con il mio pennello la vado ad aromatizzare in questo modo, vado a mettere un bastoncino di formaggio e vado ad arrotolare. Sì. Vado a prendere uno stecchino e vado a fissare, e la prima è pronta. Proseguo così con gli altri. Adesso abbiamo la possibilità di fare 3 conservazioni più o meno lunghe. La prima è quella di andare a cospargere con il nostro olio aromatizzato e lo andiamo a mangiare subito e lo conserviamo nel pancino. Il secondo modo è quello di andarlo a mettere sott'olio per consumarli entro un paio di mesi. Ovviamente dobbiamo utilizzare tutta la procedura di andare a sterilizzare i vasetti, mettere l'olio fino all'orlo, in questo modo come ho fatto io senza lasciare un minimo di aria, e poi andarle a richiudere e metterli sottosopra e tutto quello che ne concerne nella conservazione a lungo tempo. In questo modo si conserveranno in dispensa per un paio di mesi. Oppure, come sto facendo io, li vado a mettere dentro un recipiente coperchio con un coperchio chiuso ermeticamente e li andrò a consumare tra 3 giorni quando andrò a fare la mia grigliata. In questo modo, ragazzi, sono buonissimi. Il giorno dopo sono ancora più buoni, Io nel frattempo mi sono cambiata perché sono dovuta uscire, le mie melanzane le mie zucchine si sono raffreddate, quindi questi sono gli involtini di zucchina ragazzi e formaggio feta, sono davvero buonissime, vi consiglio di provarle, poi sono facilissime da preparare e le potete preparare anche in anticipo per poi le grigliate future. Io mi sto portando avanti, visto che il tempo non permette di grigliare fuori, vado a grigliare la mia salsiccia qui e poi andiamo a cenare. Prima di lasciarvi vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, Pinterest e Facebook e su Telegram, dove potete chattare in tempo reale con me. Io vi ringrazio ancora tutti per aver visto il video fino alla fine, se vi è piaciuto lasciate un like e condividete con i vostri amici, e alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!